Dopo il primo nella Biblioteca Comunale di Agrigento, oggi il Soroptimist Club e l'Unicef hanno inaugurato a Favara, nei locali della Farm Cultural Park, un altro Baby Pit Stop, ovvero uno spazio attrezzato riservato alle mamme per l'allattamento e il cambio pannolino del neonato. Il Soroptimist ha sposato in verità un progetto dell'Unicef, ma divulgando però uno spazio per l'allattamento in spazi proprio culturali, quindi biblioteche, musei, parchi, proprio per dare l'idea, no, di poter coniugare, in maniera anche simbolica questo Baby Pit Stop, per dare l'idea di poter coniugare un'identità di genere della donna con un'identità di ruolo che sia aperta e anche impegnata in senso culturale. E questo è il secondo Baby Pit Stop che noi inauguriamo. Ne abbiamo inaugurato uno ad Agrigento alla Biblioteca Comunale La Rocca e l'abbiamo voluto fortemente qua, in questo luogo, perché in qualche modo rappresenta una realtà di innovazione, una realtà di sostenibilità ambientale, una realtà di empowerment, no? Al femminile, la Farmi, e questo in qualche modo sposa benissimo quelli che sono i nostri obiettivi, sono ottimiste, e per cui l'idea anche di poterlo fare in uno spazio così culturalmente diversificato, dove arriva gente da tutto il mondo, per noi è un motivo in più di orgoglio. È un progetto che portiamo avanti insieme all'Unicef, però si affianca nei nostri obiettivi e nella nostra finalità l'obiettivo di dare alle donne la possibilità di pensare alla maternità oltre che al lavoro e insieme al lavoro. Infatti questo è solo un simbolo, perché portiamo avanti una battaglia a livello anche istituzionale e governativo per aumentare il numero degli asili nido e tutte quelle azioni di welfare che migliorano la situazione relativa alla cura, e per cura intendo la cura familiare nel suo insieme, sia di genitori, sia di compagno, sia di figli. Allattare il bambino significa garantirgli la migliore vita, l'inizio di una migliore vita. Ringrazio come Unicef, il Soroptimist e la Farm Cultural Park per il sostegno di questa importante iniziativa che assicura e garantisce alle famiglie la possibilità di prendersi cura dei propri bambini in un ambiente sicuro e protetto quando sono fuori casa. Speriamo che la città di Favara e altri paesi limitrofi possano usufruire di questa opportunità che l'Unicef e il Soroptimist e la Farm Cultural Park mette a disposizione. Noi siamo super felici di poter accogliere questo spazio. Peraltro ieri, scherzando, raccontavo a mia figlia di questa inaugurazione di questo spazio e ho detto: mamma, l'avrebbero dovuto fare 15 anni fa, quando tu mi allattavi nei gradini della scuola. Quindi siamo molto felici di questa anche collaborazione, perché con questo spazio si aprono anche delle possibilità di nuove collaborazioni, sia con Soroptimist ma anche con Unicef. Ci auguriamo che le mamme visitatrici di Farm, ma anche le mamme di Favara, possano in questo luogo di bellezza trovare anche un luogo di conciliazione e vivere al meglio questo momento, che è un momento magico dell'allattamento insieme proprio ai propri figli.